Benvenuti tifosi napoliani. Mettete mi piace al video e iscriviti al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime notizie dal Napoli. Andiamo al video. Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Como Napoli commentando la sconfitta del Senigallia. A me il primo tempo era piaciuto molto anche perché dopo un infortunio del genere non ci eravamo abbattuti, anzi avevamo ripreso subito a giocare e fare la partita. Dobbiamo interrogarci sul secondo tempo. Siamo entrati con i propositi che sono rimasti nello spogliatoio. Volevamo continuare a fare la partita del primo tempo, con intensità, e invece è entrata un'altra squadra. Siamo stati subito remissivi, fin dalle palle da dietro, e al primo tempo invece avevamo scelto con oculatezza quando giocarla lunga o no, invece abbiamo iniziato a fare solo una cosa nel secondo tempo. Ci sono anche degli step a livello mentale che bisogna fare, c'è bisogno anche di tempo. Il secondo tempo non è stato di livello come approccio e mentalità, non abbiamo fatto bene e questo dispiace, perché alla fine sono io l'allenatore e devo lavorare sull'aspetto mentale, però so anche che l'allenatore arriva fino a un certo punto da questo punto di vista. È una sconfitta che fa male per come è arrivata. A livello mentale abbiamo mostrato delle crepe, come nelle ultime 3 partite in cui ci siamo fatti rimontare sempre. I ragazzi stanno dando il massimo. Però, come dico sempre, ci vuole tempo per fare un percorso di crescita anche a livello di mentalità. Poi stiamo giocando con questa pressione fin dall'inizio che per fortuna ci siamo creati noi, stando in testa alla classifica o comunque vicini fin dall'inizio, però non era prevista. Dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi, cercando di capire perché gli altri oggi avevano più fame e più voglia nel secondo tempo. Quando c'è questo c'è poco da fare. Lukaku è andato male. Non è giusto parlare di singoli. Non sono giuste queste domande. Lukaku è parte di un ingranaggio. Si vince e si perde insieme e quando si perde il primo responsabile sono io. Quello che ho detto anche in passato, perché ogni tanto ci si dimentica. Non tiriamo troppo la corda perché se no rischiamo di rompere i giri del motore. Io so che noi stiamo facendo qualcosa di incredibile, però certe situazioni vanno risolte giorno per risolverle e a volte non ci riesci nemmeno. Perché a volte puoi lavorarci quanto vuoi ma non ci arriverai mai. È la vittoria più importante della sua giovissima carriera di allenatore? Oggi abbiamo visto un Como un po' diverso. Come si sente? Sono contento. Abbiamo provato sempre di giocare ma dobbiamo essere molto umili e sapere di giocare contro i primi del campionato, Lukaku e MC Tominay che arrivano da Chelsea e United. Serve umiltà e coraggio. Nel secondo tempo ho visto una squadra con mentalità forte. Abbiamo visto che erano superiori nel primo tempo, ma non abbiamo mollato cercando di vincere. Ora dobbiamo già pensare alla prossima. Nel calcio quello fatto 10° non esiste più. Sarai squalificato. Chi ti sostituirà? Non lo so. Ho tanta fiducia in tutti. Può anche venire la nostra cameriera Giulia e sono sicuro che lo farà con tanta umiltà. Dobbiamo lavorare con tanta umiltà. Credo che mi sostituirà Dani. Cosa ne pensate? Tifoso del Napoli. Di chi è stata la colpa della sconfitta del Napoli? Lascia un commento sul video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!